La ricetta di oggi è un grande classico della nostra terra, più nello specifico della Gallura, da cui prende il nome. Parliamo infatti della zuppa gallurese. Scopriamo subito come preparare questo piatto tipico sardo. Iniziamo preparando il brodo di carne. Possiamo utilizzare un misto di carne di pecora e agnello a cui aggiungiamo i sapori classici per la preparazione dei brodi: sedano, cipolla e carota. Nel frattempo tagliamo la panedda a cubetti. Tagliamo poi il pane di semola raffermo a fette alte circa 1 centimetro. Prendiamo una pirofila e formiamo uno strato di pane. Versiamoci sopra il brodo che abbiamo preparato in precedenza. Poi uno strato di formaggio e finiamo con il Gran Campidano grattugiato. Continuiamo così fino a formare 4 strati. Prima di infornare, creiamo un ultimo strato di formaggio. Servirà a comporre la caratteristica crosta dorata. Adesso la nostra zuppa gallurese è pronta per andare nel forno, che avremo ovviamente pre-riscaldato a 200 gradi. Ed ecco qui, la nostra zuppa gallurese. Tradizionalmente definito come un piatto povero, ma che di povero ha davvero poco. Scopri tutta la gamma di formaggi stagionati Arborea.